1700 bimbi di tutto il Veneto a Valle Vecchia nell'ambito di un progetto della Regione Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura e la Protezione Civile regionale. Con loro anche le istituzioni ed ecco come viene spiegato il senso dell'iniziativa. Formare i bambini fin da piccoli rispetto alla tutela dell'ambiente, la tutela della natura, della biodiversità, il rispetto della biodiversità e poi in qualche modo nel limite del loro età anche responsabilizzarli attraverso appunto un piccolo premio, riconoscimento che gli consente di essere appunto guardiani della natura. Grande l'entusiasmo dei piccoli messi a stretto contatto con la natura insieme ai loro insegnanti. Accogliamo con orgoglio tutte queste manifestazioni che si rivolgono ai nostri ragazzi perché sono il futuro, il nostro futuro e sono con loro che gli aspetti educativi, gli aspetti formativi vanno accolti, vanno ricercati perché loro saranno in grado di trasmettere poi alle famiglie tutti questi valori. Guardiani della natura dunque, ed esserlo significa anche saperla proteggere rivolgendosi quando necessario a chi ha i mezzi e le competenze per agire in caso di pericolo. Che sia un fiume che con una riva che sta franando o ci siano problemi di inquinamento o altre cose, avere la morale, cioè essere pronti a far intervenire la parte pubblica per poter appunto rimediare a quelli che sono i problemi emergenziali, anche questo è un messaggio che insieme a quello della natura nel suo insieme appunto necessario perché ci possa essere anche la protezione civile.